Incredibile, non stanno facendo passare il segretario regionale, da ridere così. Tutto in presa diretta, come potete vedere, roba da mettere. Antonella Grimm senza il pass. No, noi la collega. Ci sono anche tre persone. Sono accreditate? Sì, sono accreditate. Prego, potete entrare? Potete entrare? Segretario, buongiorno. Passo io con loro. C'è fatto battuta al volo? Solo un secondo, posso intanto andare? Chiedo. Sono quasi le 16, questa è via Mercato Vecchio, vedete completamente chiusa al traffico, transennata, non sono più di un centinaio i manifestanti sia da un lato che dall'altro e ci si chiede il motivo, soprattutto il perché chiudere una strada, una via di comunicazione per paura di cosa? Sono tutta gente civile, onesta, non sono dei, come si dice, no global o cose del genere che vanno a rompere le scatole alle forze dell'ordine, vedete, tranquilli, eppure si chiude una strada. Un'università, la domanda nasce spontanea, a chi viene il tornaconto, punto di domanda? Abbiamo visto troppa disposizione personalmente di forze dell'ordine per una manifestazione pacifica alla fine. Ma sì, siamo piuttosto meravigliati di questo enorme spiegamento di forza dell'ordine e anche stupiti del fatto che ci è stato proibito di manifestare nel luogo che avevamo indicato, una decisione del questore che naturalmente rispettiamo, pur non condividendo, non critichiamo e quindi obbedendo alle prescrizioni siamo qui lontani oggi con le bandiere, sono tante ancora più di sabato del Friuli, pronte a sventolare di fronte a quella che riteniamo davvero una grave offesa per la dignità del popolo friulano, l'occupazione da parte di un partito dell'università in violazione di quello che è il regolamento chiarissimo dell'università stessa, ma evidentemente esistono regole per tutti, ma per quelle regole per qualcuno non valgono. Senta, e chi vi dice che siete qua a fare un po' una gita fuori luogo definendovi una manica di ubriaconi, voi cosa rispondete? Ma non lo so, dipende chi dice queste cose, bisogna vedere poi com'è il tasso alcolico di questi accusatori ed eventualmente anche qual è il livello neuronico di sinapsi all'interno del cervello di chi dice queste cose. In realtà il popolo friulano per una volta intende sollevare la testa e non rimanere sempre chino di fronte alle offese che continuamente riceve e questa è una grande manifestazione di dignità da parte di tanti friulani che vogliono fare capire che il popolo evidentemente non è più disponibile a continuare a subire questi soprusi continui da parte degli arroganti del potere. Walter Rizzetto presente anche lui a questa manifestazione, come suo movimento politico qual è la presa di posizione? La presa di posizione è che ho presentato un'interrogazione direttamente al Ministero competente rispetto a questa cosa che hanno fatto qui all'università. Penso che l'università come la scuola in genere debbano restare libere effettivamente da tutto quello che è politica. Io quando vado a parlare in qualche scuola non parlo mai di a che partito o che schieramento appartengo, parlo di come funziona la Camera, parlo di come funziona la politica, però soprattutto l'università deve restare libera da questi lacci. Trovo che quanto fatto dal Rettore non sia un qualcosa di assolutamente giusto e quindi io spero mi rispondano quanto prima all'interrogazione per vedere quello e se qualcosa hanno da rispondere. Abbiamo visto insomma un po' di movimento, finalmente si può dire che anche Udine si riscalda in queste manifestazioni. Beh sì, in effetti non mi aspettavo tutto questo movimento intorno a una manifestazione del genere, però noi siamo un partito democratico per cui siamo aperti certamente al confronto. Ecco, a me un po' stupisce il fatto che si ritenga che il Friuli sia in pericolo nel momento in cui è noto che la specialità non viene attaccata, per cui ecco, penso che si tratti un po' di una manifestazione di protesta in generale, ma spero ecco, senza riferimenti specifici. Senta onorevole, a Roma fanno un po' le orecchie da mercante, qualcuno dice, mentre voi a Bruxelles sentite un po' di più? Il fatto del... Perché c'è un corridoio più aperto, qualcuno dice.
C'è la linea gotica in un certo senso. Insomma, noi abbiamo sempre un filo diretto e almeno cerchiamo di averlo innanzitutto con i cittadini e per questo insomma, cerchiamo di essere sempre presenti anche alle iniziative e poi è necessario assolutamente avere un collegamento istituzionale sia con la Regione sia con il Parlamento italiano. Anche il fronte friulano in piazza a manifestare contro l'occupazione forzata dell'Università di Udine da parte del Partito Democratico. Per il movimento indipendentista un luogo di cultura deve essere libero dalla lunga mano politica, come ci conferma Rino Specogna. Noi semplicemente dichiariamo che è inconcepibile che un rettore si chiami Barone Rosso o si chiami De Toni si permetta di usare l'università per scopi politici e magari anche personali. Dunque voi siete qua a protestare per difendere la vostra identità alla fine? Ma noi siamo qua per protestare per difendere i principi, i valori, il regolamento dell'università e anche l'identità del Friuli dopo le battaglie che sono state fatte per ottenere questa università che è del Friuli più che di Udine.